troppo giusto! Esatto. Una finestra sul mondo, il mensile Tempi. Ed è con enorme piacere che io ho la possibilità di nuovo di colloquiare con il direttore di Tempi, tempi.it, Emanuele Boffi. Ci siamo lasciati per qualche settimana, Emanuele, mi sei mancato, devo dire la verità. Anche tu Giulio, buongiorno a tutti. Ecco, te l'ho messa in bocca, non potevi dire altro, diciamo, diciamo che non potevi dire altro. Ascolta, intanto io vorrei un suggerimento, siccome abbiamo concepito questo proposito, diciamo folle, quello di leggere tutti e 38 integralmente i capitoli dei Promessi Sposi qui alla radio, ti ricordi gli originali radiofonici e televisivi di una volta, Anton Giulio Maiano e affini? Ecco, siamo da quelle parti lì e mi è nata in testa l'idea, suggerita anche da altri per la verità, di leggere i Promessi Sposi, 150 anni dalla morte. Devo dirti la verità, le parole di Mattarella le ho trovate di una povertà estrema su Alessandro Manzoni e anche di un ideologismo spinto, laddove ha tirato dentro a forza la questione dei gruppi etnici. Ma detto questo a parte, a margine, detto questo, io ti chiedo, secondo te, in una radio come questa qui, o in qualunque radio, a che ora potremmo mandare un capitolo, mediamente sono una cinquantina di minuti, dei Promessi Sposi nel corso della giornata? Tu a che ora ce lo vedi come opportuno? Ce lo vedo, allora, prima di tutto un'idea meravigliosa. Io sono un fan di Alessandro Manzoni, nel prossimo numero di Tempi gli abbiamo dedicato 6 pagine del nostro mensile. Vedi? Lo Quando si vedrei dicono le affinità elettive, Emanuele. Sì, no, ma Manzoni è un autore straordinario. La cosa paradossale è che ce lo fanno studiare a scuola eppure è così poco conosciuto e invece va veramente scoperto, in particolare i Promessi Sposi, che ogni pagina è davvero una meraviglia. Quindi prima di tutto non posso che appoggiare e rallegrarmi di questa vostra iniziativa. Io lo farei poco prima di cena. Ecco, Quello perfetto. secondo me è l'orario giusto, in modo tale che possano anche collegarsi i ragazzi che vanno a scuola. È vero che adesso le scuole finiscono, quindi Sì, hanno ma anche la mattinata libera, però secondo me poco prima di cena o dopo cena è l'orario migliore. E poi faremo il podcast, naturalmente, così uno se lo ascolta quando vuole, questo senz'altro. Però mi interessava anche l'orario della diretta. Beh, è un buon suggerimento, ti ringrazio Emanuele. Poi vedremo di decidere. Intanto andiamo a Tempi, che come sempre ci offre una pluralità di spunti non comuni e non consueti e non politicamente corretti. In primo piano c'è una bella intervista, l'abbiamo citata stamani velocemente in rassegna stampa, di Leone Grotti ad Aurelio Mancuso, che fu segretario dell'Arcigay, ma attualmente coordina la rete NoGPA, cioè contro la gestazione per altri o utero in affitto, perché ragiona in maniera elementare, pur da sinistra, no Emanuele? I figli non si comprano, non si vendono e non si donano. Ma questa è una posizione molto interessante, devo dire anche molto coraggiosa, di Aurelio Mancuso, perché voi sapete che nella sinistra questo tema dell'utero in affitto è davvero travisato, cioè quello che è lo vediamo tutti e lo capiamo tutti, e Mancuso lo spiega con parole semplici, cioè i bambini non si comprano né si possono regalare. Però è vero che a sinistra questo tema invece è visto sotto un'altra prospettiva e secondo me confuso, una prospettiva confusa, perché mette davanti i desideri dei genitori o delle coppie rispetto al diritto del bambino, che invece è il primo tema che bisogna considerare. E Mancuso da questo punto di vista invece è molto chiaro e molto netto, usa parole molto semplici e al tempo stesso Mancuso si lamenta molto perché soprattutto nel suo campo, cioè il campo della sinistra, questo è diventato quasi un tema tabù, per cui non si può veramente discutere di che cosa c'è in ballo. Quindi sono molto contento che abbia fatto un'intervista a Tempi. Voi potete facilmente immaginare come noi e l'Arcigay siamo su 2 pianeti molto distanti, però trovare delle persone che invece sono capaci, al di là degli schieramenti politici, culturali, della propria storia, invece di dialogare su dei fatti, al di là appunto, diciamo così, della destra e della sinistra,
questo mi fa molto piacere. Da questo punto di vista devo dire che Aurelio Mancuso è sempre stata una persona molto corretta, perché questa sua posizione contro l'utero in affitto non è di oggi, è già da tanti anni che lui ripete queste cose. C'è all'interno della sinistra, penso a lui, penso a certe posizioni dell'arcilesbica, penso a certe posizioni del mondo femminista, che invece è contraria all'utero in affitto, perché fa anche un ragionamento secondo me corretto, e cioè che l'utero in affitto è un mercato spinto da quello che non dovremmo neanche definire capitalismo, ma turbocapitalismo, cioè di un capitalismo che ha trasformato il corpo delle donne in una fabbrica. Emanuele, non so, scusami, non volevo interromperti, no, ma mentre parlavi mi veniva in mente, visto che ho appena finito la rassegna stampa, l'articolo di oggi, non so se l'hai già visto, sulla Stampa, di Concita De Gregorio, che argomenta in senso contrario, no? Dice, in estrema sintesi, grossolanamente riducendo il suo ragionamento, vietare la gestazione per altri, l'utero in affitto, significa fare un favore ai ricchi, cioè perpetuare un mondo nel quale solo i ricchi possono comprarsi un bambino. Dobbiamo invece garantirlo a tutti. Ma allora è un ragionamento veramente lunare, soprattutto nelle premesse, cioè che un figlio è un diritto. Un figlio non è un diritto. Da dove sta scritto che un figlio è un diritto? Questo mi sembra veramente una scusa, un ribaltamento della logica e della realtà, per cui vengono appunto, come dice giustamente Mancuso, messi davanti i desideri delle coppie e dei genitori, che sono nobilissimi, che sono certamente delle persone che hanno un desiderio, come dire, buono. Ecco, perdonami Emanuele, mi verrebbe da dire, io potrei anche volere / desiderare di scrivere un capolavoro come I Promessi Sposi, ma magari non ce la faccio. Sì, ma poi appunto... Tanto per dirne una, cioè non è che i desideri per forza devono tradursi in realtà. Esattamente, è questo il concetto, cioè, e soprattutto di fronte... no, anche perché, perdonami, lungo una linea di ragionamento, ma proprio per interloquire, lungo la linea che conduce dal desiderio alla realtà, sono state compiuti anche abomini e crimini contro l'umanità inenarrabili. Non sto parlando del desiderio di maternità in questo caso, ma dello schema, della forma mentis. Sì. Laddove il desiderio va tramutato per forza in realtà, nascono anche gli incubi. Sì, è esattamente così, e soprattutto non si tiene conto dell'altro fatto, cioè che di fronte al tuo desiderio, che può essere nobile e buono, dall'altro canto, sull'altro piatto della bilancia c'è il diritto del bambino ad avere una madre e un padre, e questo diritto è più forte, è più importante del tuo desiderio. Se il tuo desiderio distrugge questo diritto, il tuo desiderio è un desiderio violento. È un ragionamento semplice, certo, che deve capire anche Concita De Gregorio, e che invece appunto fa veramente arrabbiare questo modo di ribaltare la realtà, ma poi appunto anche questo discorso sui ricchi, cioè non prendiamoci in giro, queste sono pratiche che costano migliaia e migliaia di euro, quindi cioè, stiamo parlando di un mercato che qualche anno fa mi ricordo che ci si scandalizzava perché si vendevano i reni, ma non dovremmo scandalizzarci perché si vendono i bambini. Emanuele, questo spazio è troppo corto per la pluralità e gli spunti che ci offre Tempi e Tempi.it, perché i primi 6 articoli meriterebbero ciascuno una trasmissione della home page di questa mattina. Non posso fare a meno però di chiederti qualcosa su almeno 3 argomenti. Il primo, cosa uscirà appunto con il prossimo numero di Tempi, al di là dell'online che è raggiungibile da tutti, Tempi.it. Questo numero era dedicato alla Nigeria, no? Al bellissimo lavoro che ha fatto Leone Grotti, e ne avevamo parlato. Il prossimo di che cosa parla? E poi ci sono 2 questioni che ti chiedo subito, perché tu hai fatto un commento che si vede anche sulla home page, su tempi.it, su Elish Line, dove tu dici sostanzialmente lei non può essere nient'altro che se stessa, no? È stata coccolata dalla sinistra armocromista per settimane, hanno scoperto quello che è. Cosa volevi dire, Emanuele? Cosa dici, anzi? E poi c'è un altro articolo molto interessante, e lo segnalo agli ascoltatori e alle ascoltatrici, di Rodolfo Casadei, sulle donazioni al Partito Laburista Britannico da parte di un magnate dell'eolico che è anche colui che sovvenziona gli estremisti antipetrolio che poi bloccano illegalmente il traffico. Un bel cortocircuito e conflitto di interessi a sinistra in Gran Bretagna in questo caso.
Ti lascio subito la parola perché abbiamo 2 minuti. Allora, velocissimo. Per quanto riguarda il prossimo numero di tempi parliamo di grandi opere, PNRR, con un testimonial d'eccezione che è Ercole Incalza. Ercole Incalza è l'uomo che in Italia ha fatto l'alta velocità, quindi è colui che meglio di chiunque altro sa che cosa voglia dire fare grandi opere in Italia. E che è stato dipinto come un tangentare o un corrotto. Esatto, una vicenda giudiziaria complicatissima, l'hanno sostanzialmente fatto fuori, da cui è uscito pulito. Comunque Ercole Incalza in questa intervista, oltre a parlare di 1000 cose, la burocrazia italiana, dice anche di essere molto favorevole alla ponte sullo Stretto e dice che secondo lui è un'opera che va fatta e che se il governo dura 5 anni si farà. Quindi questo per quanto riguarda il mensile tempi. Per quanto riguarda il lease line, quello che io ho detto, diciamo che non l'ho difesa, però insomma un po' la tentazione mi è venuta soprattutto per il fatto che la sinistra, dopo averla messa come segretaria del PD, adesso ha scoperto che non è capace di parlare, non ha idee, non ha una visione politica, non è capace di gestire il partito. Ma io mi sono un po' sorpreso, cioè sorpreso per modo di dire, il solito modo della sinistra che prima crea i miti e poi li distrugge. Era tutto chiaro fin dall'inizio. L'Isline è una che è uscita da un'assemblea di istituto, di un liceo, da un collettivo. Quelle sono le sue idee, non ne ha oltre quelle. Adesso c'è stata l'alluvione in Emilia Romagna, lei è stata vicepresidente di quella regione e non ha detto una parola, ma per forza, non ha mai amministrato. È una persona che può fare i discorsi sul cambiamento climatico, punto, non sa fare nient'altro. L'ultima cosa che mi chiedevi invece per quanto riguarda questo articolo che ha fatto Casadei è qui c'è un grande dibattito in Inghilterra, perché questo imprenditore dell'eolico si è scoperto che fa donazioni sia al partito laburista, che è un partito che spinge molto per l'eolico, guarda caso, e al tempo stesso sovvenziona anche appunto questi, diciamo, chiamiamoli ecoteppisti. E allora appunto c'è tutta questa discussione per cui insomma è una situazione legittima o sul filo della legittimità, ma comunque molto molto imbarazzante. Poi ci sono 2 articoli in serie: Leone Grotti, le mosse di Cina e Russia per approfittare degli scontri in Kosovo. Non bisognava essere dei profeti, presumo, Emanuele, per capire che il Kosovo poteva scoppiare da un momento all'altro. E la questione delle carceri italiane, Maurizio Tortorella se ne occupa da tanti anni, se ne occupa anche oggi su tempi.it. Un altro anno tragico, 556 ingiuste carcerazioni e record di suicidi, e continuiamo a risarcire per errori giudiziari, per innocenti sbattuti in galera. E con questo veramente ci salutiamo, io ti ringrazio, grazie a Emanuele Boffi, direttore di tempi.it. Grazie Giulio e buona giornata a tutti. Noi ci sentiamo tra pochissimo con Antonio Maria Rinaldi e con le conversazioni oggi particolarmente ricche sui temi non solo europei ed economici. A tra poco. Qui Parlamento.